Questi non sono. No, ma solo c'è la seconda. Io dico sempre una cosa, io dico sempre per fare qualcosa, fatto, ma poi dopo non mi giustificate perché le fare. Io so come devo trattare. Presumo che fra 2 minuti presumo, non avevo. Vabbè, dobbiamo dei fermi, dobbiamo di fermo, perché abbiamo la diretta, se non c'è una programmazione, dobbiamo di fermi, ma in linea di fermi. Abbiamo la diretta, con la Presidente, faccio capire No, io non ho mangiato oggi. Sempre se no è sempre una cosa. Anche io. Ivana mi ha rimandato per allora vicino a loro c'era questa signora, ma guardato mai troppo. Lei fa una cosa. Facci là, perché fai? Anche se io lo sento non c'è lui, guarda che ho fatto niente. Lei va alla cassa, alla fila, adesso dice, sono sempre che così. Poi la vicina a quell'altro non va bene.
partono, diciamo che sono circondato. Capito? così non si sta dentro, non si sta per fare, e poi arriva. Ok. No, è che abbiamo fatto il cambio di cambio. Sta letto, sto su. Quindi adesso per cambiare questa non mi ricordo. Comunque a 15 sta cambiando. Ci provo? Come sta? Noi iniziamo al provo. Sì, no, non si sente. Non si sa quando e come maestro
Ci sono, sì, sì, sì. Io l'avevo detto di tenerlo qui. Tanto non è ancora in diretta. No, lui sta parlando. Sì, amplificato, cioè nelle casse, te lo dico. È il microfono questo che non prende. Cambierò anche il microfono, sarebbe più facile. È un onore per noi ospitare nella nostra città un evento di questa portata, reso possibile anche grazie al contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e al supporto di realtà fondamentali quali l'Associazione Nazionale Alpina. Il titolo di questa serata tocca delle corde profonde, specialmente qui a Genova. L'immagine della Fenice che risorge dalle macerie rappresenta la storia profonda della nostra terra, capace di rialzarsi e ricostruire. Stasera le note immortali del Requiem di Mozart e l'Ouverture di Beethoven diventano una metafora potente di memoria e di speranza. Questo concerto è la dimostrazione di come si possono fare, cosa si possa fare quando si uniscono le forze. Vedere sullo stesso palco queste quattro realtà è lo specchio di un Friuli Venezia Giulia coeso che sa fare rete. Dietro queste realtà ci sono decenni di storia, scuole di musica per giovani, ore di prove e soprattutto tanta passione e volontariato culturale. Voi rappresentate il motore vivo delle nostre comunità. Grazie ancora a tutti gli artisti per il dono di questa serata e a tutti voi per essere qui. Buon ascolto.
rifarsi a Mozart proprio per il modo in cui ha reso la figura di questo eroe tragico nella percorso vedete una grande energia della bellezza e in maniera magistrale da iniziato. Seguirà poi la messa Melis di Campopiano, un compositore da me esattamente evidente, che scrive principalmente per l'orchestra, le formazioni che vedete qui di fronte a me. La messa Melis è una delle sue, diciamo, poche opere che predispongono anche per coro. Nonostante non sia, diciamo, molto esperto nella scrittura per questa formazione, è riuscito a rendere in maniera molto dolorosa tutte quelle che sono le parti della messa. Se vogliamo, la parte più, diciamo, di speranza di verità che c'è stata proprio a seguito degli eventi del terremoto, perché rendono tutte le parti della messa, da Kyrie alla Gloria, in maniera molto dolce e animale. Concluderemo poi con il rap di Mozart, che non ha bisogno di grandi interpretazioni perché lo conosciamo tutti, è stato molto ascoltato, però magari tutti hanno avuto l'occasione di ascoltarlo eseguito da un'orchestra a fianco come quella di questa sera, per cui sarà un modo nuovo di ascoltare questo movimento molto nuovo e se vogliamo può essere anche un'occasione per riflettere anche su quello che significa proprio il requiem, che non deve essere necessariamente diciamo, un modo per rivivere la fine, sicuramente con mestizia, però vuole essere magari anche un modo per riflettere su quello che c'è al di là di quello che effettivamente stiamo vivendo in questi giorni noi oggi. Si parla appunto di memoria dei 50 anniversari e che vuole essere anche esattamente un modo per rileggere il passato e capire quelle che sono state i forza che hanno portato, diciamo, i Friuli a rinascere se stessi dalle precedenti. Per cui io vedo giusto le due tecniche e i vari momenti, le varie parti che saranno seguiti nella loro interezza, per cui vi chiediamo, se lo riterrete di applaudire solo al termine di questo movimento, vi chiediamo di spegnere i cellulari per aiutarci a creare un'atmosfera di meditazione. Vi ringrazio e vi auguro
Grazie.